bellezza del bacca e acqua. Dove sei? Ah, zitto qua, brutta tirchiosa, approfittatrice, ciucciatrice del sangue e del tuo sangue. Ascolta qua quello che ti dico, e versi ben le orecchie. Se ora di finirla con tutte queste austerilità, mi so stufa di stare qua dentro, al scuro, al freddo, so piena di dolori dappertutto, con freddo indosso e poi con un incazzamento dei bronchi e una tozze così sfiziosa, senti. Te supplico, Somea, te imploro, impizza il riscaldamento in sta casa, perché un altro inverno così, gheazzo e strazze, fora che sia abrosa e m'ha avuto capirla. Cos'è questo che te vuoi? Te stai zitta, Guarda, neanche coraggio di rispondere, raga. Però ricordate, Sorea, che il Signore non paga solo di sabato. Sì, e vedrai cosa che succede. Basta, se è ora di finirla. Cosa sia sta storia che non posso più cantare. Mi canto quanto mi pare piace e ti sia, se non te va di sentirmi, stroppa te recce. Questa non è una casa, sei un lager. Comunque ricordate, non farai altri quello che non te volissi sia fatto a te. Signora Francesca, io ho portato sgloppino, acqua calda e limone. Vedrà che lei starà bene. Parola! Dove sia? Ecco qua. Che va portare un bradetto di gallina che tira su parfie tremule e avvederà che con questo si sistema il stomaco e anche i buè. E aveva qua! La faccia presto! Che non ho tempo da perdere! Signora, belle sgloppino. Bradetto! No, sgloppino. Bradetto! Sgloppino. Ma vaffanbrado! Tocco del cinese in bosca! Non ben capito, ma chi sei lui? Io sono ispettore Cognac. Un momento. Buono. Vuole goccetto, amico? Non grazie, mi non bevo perché sto in servizio. Ho capito che sei a monaca. Chiamatemi pure Suor Chris e sarò la vostra. Ma bevi manco che sei meglio! Vira! Bevi manco che sei meglio. Guardi, siamo qui, donna Francesca. Sì. Mi presento, mi scusi, sono Suor Crisalide dell'Ordine delle Frigidine del Nubilato senza speranza. Salute. Grazie. Scusate, ma soffro di singhiozzo fin dalla nascita e non ho ancora trovato un rimedio. Sono qui con Fra Sopito dell'Ordine dei Cappuccini letargici bianco macchiati. E dov'è? Fra Sopito! Scusate, che sogno! Ho trovato una poltroncina comoda e mi sono... Assopio! Figaro! Son qua! Ehi, Figaro! Son qua! Largo il fattotum della città, largo! Buonasera, signor Figaro. Io sono ispettore Cognac e l'ho convocata qui per ricostruire l'incontro avvenuto tra lei e donna Francisca il giorno della sua morte. E sto fatto commissario Grappino. Mi quel giorno a Soviva e donna Francesca era sentata e a suo controllo. Donna Francesca, come vede, non mi sono mica Fare festa. Sì, finalmente era ora questa casa che cambiasse robe. Non che ne potevo più di continuare a lavorare gratis. Sì, signora Francesca. Molta. Caput.
E per fortuna che mio nonno diceva sempre che bestie cattive non muore mai, ma... Saggio cinese dice mai, dile mai. Non si sa mai, quello che al mondo ti può capitare. Non si sa mai. Ciò che hai fatto a te ti può tornare. Che sei un monaco e ti senti come te permettito. Mi! Sì. E questa chi sia? Siamo unega! Pace e bene a questa casa. Pace e bene. Sono venuta per sua figlia. Dov'è? Non la vedo. E mai la vedrà? Ma cosa vi a fare ancora in sta casa? E è proprio una capio niente, Zero. E a ze durra qua de comprendonio, E a ze il mattonia. Sì. E anche a ze... In calmaco loco. Bravo! Sono qui perché ho dato parola a sua sorella Francesca. Mi vada a chiamare sua figlia. Me fioia? Sì. Pa portarla in convento a diventare una frigida come ea? No, cara! E a se dismentega di queste robe qua. Fuori da sta casa! Fuori di qua! E a ne alza in pace! E non ne staga più! Rompere i zebedei. I sussurri. E vai. Bravo! Che maleducazione! Se ci fosse qui sua sorella, pace all'anima sua. Ah, poveretta. Purtroppo è a tirare anche. Ha tirato il collo alle oche. Questa mi pare proprio in calmaco loco. Bravo! Ridiamo dei lieti conici che la bellezza infiora. E là, fuggevano, frasine pria voluta. Liviane dolci fremiti e suscita l'amore, poiché